Alvise mi ha chiesto di raccontare un po' questa esperienza del Bar Camp che stiamo costruendo insieme con altri amministratori, in particolare con Silvia Conte, sindaca di Quarto d'Altino. Abbiamo pensato che il prossimo anno c'è un appuntamento molto importante, sono le elezioni regionali e il Veneto si gioca 5 anni di buon governo per far ripartire uno sviluppo buono per le attuali generazioni e per le future, che sia rispettoso dell'ambiente, degli asset fondamentali, delle risorse naturali che abbiamo e di un'economia davvero sostenibile, mettendo in gioco la responsabilità sociale di tutti. Abbiamo pensato che prima di parlare di nomi bisogna parlare di progetti, di idee anche molto innovative per costruire un progetto di governo davvero forte e innovativo per il Veneto 2015-2025 e quindi insieme con questi amministratori siamo partiti cercando di raccogliere tutte le persone che hanno voglia di portare competenze, la loro qualifica professionale, la voglia di far ripartire il Veneto e l'Italia e di metterli insieme in laboratori di lavoro che sono i bar camp itineranti per le varie province del Veneto per mettere insieme idee di qualità da tradurre poi nel buon governo del Veneto. Alla fine del percorso tra tutte le province del Veneto abbiamo cominciato a Lamon il 9 di agosto, dove abbiamo parlato soprattutto di autonomia del Veneto, perché il Veneto sempre più deve, secondo noi, avvicinarsi all'autonomia che ha il Trentino, che ha il Friuli Venezia Giulia, perché non deve averla anche il Veneto, che è una regione che la sa gestire, la potrebbe gestire con responsabilità. Continueremo il 13 di settembre, che è il prossimo sabato, a Marango di Caorle, nel monastero dove c'è un'aula dedicata a Dossetti in cui parleremo di etica, legalità e trasparenza, perché anche in Veneto c'è bisogno di uno sviluppo che rispetta le regole. E poi continueremo a Refrontolo il 20 di settembre parlando di ambiente, territorio, infrastrutture sostenibili e agricoltura. Alla fine metteremo insieme le migliori idee, le idee più strategiche per lo sviluppo del Veneto, uno sviluppo inclusivo, sostenibile e anche sotto il profilo sociale oltre che ambientale, le metteremo insieme e lanceremo questa proposta di governo. Poi vedremo quali persone potranno interpretare questo progetto, perché poi i progetti vanno, come dire, messi nelle mani, nel cuore, nelle gambe, nella testa delle persone che ci credono e li vogliono davvero realizzare nelle istituzioni.